Mettere assieme le realtà locali con una visione più regionale. Sidex è il nuovo progetto promosso dalla Regione del Veneto che aiuta le piccole e medie realtà imprenditoriali ad approcciarsi ai mercati internazionali attraverso un percorso che si sviluppa in 7 tappe che partono proprio da Treviso. La prima parte abbiamo un consulente che ci spiega e che spiega ai nostri imprenditori quali siano le metodologie più opportune per affrontare i mercati, quindi quale tipo di pianificazione sia necessaria, ma poi è importante che ci siano dei focus all'estero e in questa prima tappa ci fa piacere essere qui a Treviso. Abbiamo come focus la Germania che rappresenta il primo mercato di sbocco per i nostri operatori. La capacità di esportazione del Veneto è stata di quasi 60 miliardi di euro nel 2020 con un interscambio commerciale pari al 14% registrato in Germania, il 10% in Francia e il 9% negli Stati Uniti. I settori di punta per l'export rimangono quello meccanico, delle bevande e degli articoli di abbigliamento. Il mercato tedesco è un mercato maturo che apre possibilità alle aziende che lo affrontano con una buona struttura di partenza. Per essere competitivi all'estero, che cosa ci vuole? Bisogna conoscere i mercati verso i quali si esporta, perché ogni mercato ha determinate esigenze e quindi l'azienda deve essere un po' flessibile nell'adattare non solo il prodotto ma spesso anche il modo di vendere, la comunicazione e tante altre cose. Ecco. Quindi la flessibilità è molto importante. Progetti competitivi che vedono coinvolte tutte le camere di commercio delle province venete, ma specialmente le associazioni di categoria. L'invito che faccio è di guardare con attenzione, con 2 occhi, non in maniera strabica, il mondo delle camere di commercio e il mondo delle associazioni. Questi sono coloro i quali, i soggetti, possono aiutare l'impresa a fare il passo necessario per poter internazionalizzarsi.